ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, torna la Voce del Friuli all'interno del nostro contenitore informativo, è venuto a trovarci Ernesto Pezzetta che è il nostro sovranista, opinionista per parlare un po' di quello che accade, no? Generalmente in Friuli, Venezia Giulia, ma anche oltre i Allarghiamo confini. anche il... Ecco, guardiamo un po' anche quello che accade a Roma. Senta Ernesto, allora partiamo un po' dalla nostra regione perché insomma negli ultimi giorni qualcosa si è mosso, no? Vediamo che questo governo regionale comunque è operativo all'interno della regione, non aspetta tanto quello che arriva da Roma, ma quelli magari qualche maligno che diceva che Fedriga era più a Roma che a Trieste, invece ha dimostrato di essere presente, no, sul territorio. Sì, mi sembra di sì, insomma, no? Ma io mi aspettavo, insomma, conoscendo, non dico molto bene, ma avendo capito come sa muoversi il personaggio, mi aspettavo, insomma, no? Mi ha fatto piacere che una delega importante come quella della montagna, oggi, per notizia di oggi, venga assegnata all'assessore Zanier, per cui come abbiamo già avuto modo di parlarne, di discuterne, anche magari in maniera anche marginale se non approfondita, a suo tempo un occhio di riguardo nei confronti della montagna sembra che ci sia, e mi auguro che si proceda anche celermente, diciamo così, a predisporre tutte le misure che servono per dare uno spiraglio di luce alla montagna stessa. Ecco, lei ha detto uno spiraglio di luce alla montagna stessa, perché abbiamo visto con il maltempo tutte le magagne che escono, no, da questa situazione di spopolamento dell'area montana, dove purtroppo, ai noi, l'intervento di qualche anno fa dell'uomo magari serviva a tenere o a reggimentare un po' il discorso natura e qualità del territorio. Adesso purtroppo si nota tutto, no? Perché lo stato di abbandono, ai noi, ha messo in evidenza sì, queste è piuttosto evidente, insomma, no, il significato che assume il fatto di aver abbandonato se stessa con il miraggio delle luci della pianura che ti proponevano, non dico soldi facili, ma soldi meno faticosi. E quando si intraprende quella strada, magari a breve termine i risultati si ottengono, ma se si ragiona a medio e lungo termine questo non succede sempre, anzi il più delle volte non succede. Chiaro. Possiamo dire in un certo senso gettare l'occhio oltre l'ostacolo, come sì, diceva il cuore, sì. qui invece bisogna veramente andare oltre la alla burocrazia oltre prospettiva, l'ostacolo. andare oltre a quella che è la prospettiva del giorno per giorno, ma insomma mi sembra Chiaro. che un politico lungimirante queste cose doveva averle. Che lei mi può dire, ma sono lungimiranti questi politici? E lì ho qualche dubbio, qualche volta mi viene qualche dubbio. Certo, c'è da capire un po' il tutto. Senta, per quanto riguarda invece Udine, c'è un po' di maretta, no? Girano voci un po' particolari. Ah sì, Spifferi di corridoio. ho letto di queste malessere, di questo malessere che esiste, che mi ha trovato, non dico impreparato, perché magari in politica e in amministrazione succede di questo e di più. Pizzoccaro, tanto per essere chiari, mi sembra che sia un buon assessore, che non vada più d'accordo col partito che è stato eletto, ci può stare, insomma, no? Dice io sono indipendente, non mi riconosco, e adesso c'è questa difficoltà al quale penso che Fontanini porrà in un modo o nell'altro, farà in modo che si decanti, no? Perché dopo 3-4 mesi che già cominciamo a fare, non sarebbe un bel segnale nei confronti del cittadino. Mi pare che ultimamente Fontanini abbia anche degli altri problemi all'interno con la sua giunta e non solo, per varie questioni, no? Perché tra l'altro ha visto che il ricorso al TAR è stato vinto da Pittioni, da non confondere con Pittoni, che è risultato dunque essere il primo degli eletti della lista della Lega per Udine, il quale probabilmente adesso chiederà anche lui il suo diritto di svolgere anche una funzione di assessore, no? Sì, magari a discapito di qualcuna che è entrata
si dice dalla porta di servizio. Per rotto della ecco, cuffia. dalla porta di servizio. Beh, ma sì, quelle sono dinamiche normali in un partito, no? Sono cose che possono succedere. Io non sapevo di questo ricorso che aveva fatto questo primo dei non eletti, ma io non ci darei molto peso. È nell'ambito della Lega, troveranno un sistema Insomma, per riuscire, no, per riuscire insomma, a procedere, perché mi sembra che qualche bel segnale l'hanno dato, insomma, no? Anche certo. se l'opposizione ha tutto l'interesse a dire sono unicamente dei provvedimenti che fanno seguito a ma quello Chiaro, insomma, chiaro. più. Senta Pezzetta, invece quello che è emerso a Udine è evidente è il Far West che si è creato col discorso dell'apertura al traffico, no? Veicolare per il centro, dove ormai tutti Sì, parcheggiano purtroppo. dove vogliono. Sì, perché è qui l'assessore all'urbanistica, insomma, no? Adesso magari non è ancora nell'occhio del ciclone, ma finché non si stabilisce che genere di città vogliamo, a cui tendiamo, no? Io mi sono permesso, insomma, parlando con addetti ai lavori, guardate che a me, che il centrodestra abbia vinto le elezioni, seppur di poco, a Udine, mi fa piacere. Che però si limiti solamente a fare l'ordinaria amministrazione, questo non mi interessa. O si riesce a dare un segnale per dire fra 20 anni l'amministrazione di Udine di Fontanini deve essere ricordata per questo, non per il fatto di avere asfaltato Viale Duodo o Viale Trieste, ma perché ha inteso dare un significato urbanistico, e appunto in questo contesto si inserisce anche la questione del traffico, alla città. Spero insomma, no, che questo consiglio dato spassionatamente venga recepito e venga sviluppato con le professionalità opportune, insomma, no? Perché uno può avere l'idea, però non sa traguardare oltre l'idea, ma se si mette un gruppo di lavoro insieme per poter dire guardate, noi non vogliamo più i centri commerciali, oppure vogliamo i centri commerciali, cioè un qualcosa che dia un significato alla permanenza a Palazzo da Anche Roma. perché mi permetta da sottolineare questa cosa, il tutto si materializza quando nel contesto viene aperto il traffico a tutte le vie della città, poi arriva Santa Caterina che occupa Piazza Primo Maggio con i Baccarozzi, scusi, con i Baraccons. con i Baraccons, magari era meglio se rimanevano secondo me nel piazzale dello Stadio Friuli dove c'era più posto e più gestibile la cosa, però qualcuno vuole, si sa che purtroppo c'è sempre Bastian Contrario che prima vuole che si riporti in centro le cose, poi quando queste sono in centro lo stesso Bastian Contrario è il primo a dire no, dovevano stare là. Poi succede questo, no? Cantieri aperti, eccetera, sta di fatto che se ti viene la sciagurata idea di attraversare Udine in mattinato nel primo pomeriggio, dico, non sto scherzando, guardate che io ho dovuto portare la mia macchina dal meccanico perché si è quasi bruciata la frizione, per fare un esempio, cioè da Viale Ungheria a sbucare fuori in Piazzale Osoppo 35-40 minuti perché non si va avanti, cioè vi dico ho dovuto portare la macchina quasi a rifare la frizione, per dire, no? Perché quasi si è bruciata la frizione, cioè non si riesce a camminare, questa è la realtà dei fatti. Allora bisognerebbe calzare le buone scarpe da jogging invece di lasciare la macchina al garage. Lei mi dice, ma io vengo da San Giovanni alla Tisone, per cui ho necessità, oppure io ho bisogno, necessità di muovermi per lavoro. Io le dico, io non passo mai in centro perché, viva Dio, faccio la tangenziale o arrivo da Remanzacco, però mi metto nei panni di chi magari deve andare, non so, in un ufficio e deve gioco forza passare proprio per il centro di Udine, si può impiegare tranquillamente per fare 2 chilometri, ma che 1,5 chilometri si impiega 35-40 minuti, perché non si va avanti, cioè c'è veramente l'arrivo del Far West. Avete presente nei film di John Wayne quando arrivano gli indiani giù dalle colline? Uguale, Udine è uguale, cioè ci sono gli indiani, i scegliennoli, oppure quegli altri che vanno con la piroccola, come dice Lino Banfi, che ti arrivano lì in mezzo come matti, cioè sono tutti e bloccano il traffico, non si va avanti, no? Beh, ma insomma in questi casi qua
non c'è niente non da studiare, ma da inventare. Si guarda un po' in Possiamo dire giro, che questo piano si del guarda un po' in io giro. lo chiederò anche al sindaco Fontanini, che dovrebbe, se tutto va bene, è ospite da noi la prossima settimana. E chiederò, proprio farò questa domanda: possiamo dire che il piano del traffico ha toppato in pieno su questa apertura del centro alle auto? Beh, penso che Fontanini abbia tutto l'interesse a dare un'adeguata risposta, insomma, non arrampicarsi sugli specchi, perché eh, da primo cittadino immagino che abbia contezza di tutte le problematiche della città e che una direttiva nel senso che di riuscire a equilibrare le diverse esigenze ci sia, insomma. Insomma, questo è il tutto. Facciamo l'ultima parte, l'ultimo step, Pezzetta, in quel che sta accadendo a Roma. Ci sono anche lì vulcani che stanno cominciando a eruttare il magma. L'Europa, a proposito, ho visto che ho fatto il post sulla mia pagina Facebook, ho messo la foto di Andropov e quella di Juncker, sono uguali, due gocce d'acqua. Infatti ho detto il presidente della libera Repubblica Sovietica bruxelliana, ecco, questa è la cosa. Ecco, questa Europa che continua a mettere paletti, addirittura si vocifera di una probabile caduta del governo, e addirittura con un commissariamento esterno da parte dell'Europa, con un nuovo Monti in arrivo. Beh, fatta questa precisazione o provocazione a uno che si definisce sovranista, lei coglie nel segno, insomma. Però anche no? gli austriaci, Ci gli ungheresi, mancherebbe. sono sulla Sì, stessa sì, lunghezza d'onda. sì, sì, beh, ma è la difficoltà che c'è quando diciamo che la patria, intesa nel senso buono, diciamo così, vuole riprendere una parte della sovranità che è stata delegata, le singole patrie voglio dire, no? E lì capisco insomma, no, che qualche volta hanno facile gioco gli avversari dei sovranisti a dire ma volete far rinascere i nazionalismi. I nazionalismi rinascono se tu dal potere centrale non sei in grado di fare da pacificatore, allora sì che nascono i nazionalismi con tutte le conseguenze, ma il fatto che le nazioni rivogliano riprendere una parte del potere che è stato delegato all'Europa stessa mi sembra più che naturale. Bene, io ringrazio Ernesto Pezzetta come sempre per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Vi ricordo che nel weekend la pagina informativa di Video Regione 1 cambia, nel senso che domani, sabato, andrà in onda la trasmissione FVG da scoprire, poi attaccata la puntata nuova di Aquile dal Friuli, insomma Aquile Libere, questa nuova trasmissione che è nata qualche settimana fa, insomma, che sta anche questa dando i suoi frutti. E buon volo. Buon volo. E poi la domenica, come sempre, dovere di cronaca con il riepilogo di quello che è successo nel corso della settimana in Friuli Venezia Giulia. Mandi e alla prossima.